piazza Primo Maggio dove verranno tolti tutti i parcheggi a raso, è un problema. Annunciare alla popolazione, a chi è fuori, che si tolgono centinaia di parcheggi, state attenti, perché il problema è non si può togliere senza dare la possibilità di Scusa, di trovare, non si può togliere senza, non si può togliere senza prima dare la possibilità di un'alternativa, perché se mi togli i parcheggi, allargando la ZTL, mi togli i parcheggi e mi togli i parcheggi anche in altre zone, in via Palladio e in via Crispi e quant'altro, allargando tutto, cosa succede? Che la gente deve riversarsi nelle zone limitrofe che sono già intasate. Il problema è enorme e non c'è solo un problema di viabilità, il problema è anche di sicurezza. Michelini faccia molta confusione. Intanto in via Palladio, ad esempio, in via Palladio non c'è nessun parcheggio. Quindi ha appena detto toglie il parcheggio a via Palladio, non c'è nessun parcheggio. Tolto 10 parcheggi. In via Palladio non c'è nessun parcheggio, quindi avendo fatto l'assessore dovrebbe saperlo. E lo so benissimo. Lo so benissimo. Ecco, dopodiché abbiamo discusso anche in Consiglio Comunale. Dopodiché, come gli ho detto, e questa era la domanda, ritieni che via Poscolle Alta, via Canciani, piazza 20 settembre, via Battisti possano reggere volumi di traffico liberi come, non so, Viale Venezia? La risposta è no, questa è già stata provata molte volte come situazione e quindi noi, se vogliamo proteggere il commercio, il centro storico, l'accessibilità di tutti, dobbiamo garantire la tutela di quei luoghi e l'accesso delle persone a quei luoghi. Allora, dopodiché, per quanto attiene ai parcheggi, questa amministrazione sta lavorando seriamente per dotare la città di Udine di centinaia di nuovi posti auto nei luoghi appropriati in cui mettere i posti auto, nelle aree afferenti al ring,